Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. La partita con il Milan si sta sempre di più avvicinando e ho visto che ieri è uscita la conferenza stampa del mister e quindi, come sempre, andiamo a fare e a vedere e a sentire e a commentare quello che ha detto il mister in conferenza stampa. Allora io intanto qua mi preparo tutto l'armamentario. Eccoci qua e andiamo subito a vedere cosa dice il mister in conferenza stampa. Allora, innanzitutto mettiamo 1080p, schermo intero e si va. Vediamo un attimo qui quando comincia. Tanto c'è sempre un minuto in cui non chiacchierano, non fanno. E andiamo. Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Claudio Ranieri, subito con le domande. Buongiorno mister Alberto Buongiorno. Masu, Videolina. Come arriva il Cagliari a questa partita? Sono le ultime 3 giornate, si è sempre detto in queste ultime settimane non bisogna sbagliare, a maggior ragione adesso, dunque dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico. Ma i ragazzi stanno bene, sappiamo che ci giochiamo la Serie A in queste ultime 3 partite. Gioco forza dobbiamo star bene, anche chi non sta al 100% lo deve stare. È una componente proprio mentale importante sapere che ci giochiamo un'intera stagione. Come dico sempre, 3 mesi fa avremmo firmato a stare da questa parte e non sotto. Per cui sta a noi. Abbiamo 3 partite difficili, ma siamo pronti. Ecco, questa tipologia di domande io purtroppo non le concepisco, cioè vengono fatte per quale motivo? Cioè, nel senso, è chiaro, è palese ed evidente come le risposte siano risposte di circostanza, quindi io non riesco a carpire il motivo per il quale un giornalista faccia chilometri o comunque anche solo metri per andare a fare la conferenza stampa pre-partita e poi chiedere questa cosa, perché non è nemmeno una risposta che ti porta a un qualcosa in più. Cioè, è facilmente preventivabile, è molto scontata come risposta, quindi non lo so, faccio seriamente fatica a capire il motivo del perché alcune domande vengono fatte, però d'altra parte non mi stupisco perché abbiamo notato a più riprese che il livello delle domande diciamo che lascia un po' a desiderare, però andiamo avanti. Buongiorno mister, Francesco Resu 131, proprio su queste parole, perché lei dal giorno 1 di questa stagione ha detto se ci salveremo all'ultimo secondo dell'ultima partita, insomma, lo ha ripetuto anche varie volte. Però adesso arrivate con qualche punto di vantaggio proprio perché avete fatto bene nelle partite precedenti. Ecco, quindi quanta voglia c'è di evitare il patema d'animo? No, c'è tutta la voglia, però così stanno anche le altre, no? Allora bisogna considerare tutti gli aspetti. Noi stiamo bene, anche gli altri stanno bene e ci giocheremo tutto fino in fondo. Questo è poco ma sicuro. Cioè, pure questa è una domanda, no? Mo con tutto il bene che io posso volere a Ranieri, è ovvio che ti risponde così, cioè, scegli se salvate adesso o se salvate all'ultimo secondo dell'ultima giornata, ma quanta voglia c'è di voler evitare tutto quel patema d'animo? Cioè, ma seriamente facciamo queste domande? Cioè, di una partita importante contro una squadra molto importante che attualmente è seconda in classifica, ma che sta vivendo un momento calcistico non brillante, te la prima domanda che ti viene in mente è quanta voglia c'è di voler evitare di salvarsi all'ultima giornata? Ma come te doveva rispondere? Cioè, ma io... Vabbè. Predico nel deserto, quindi è inutile pure che andiamo avanti. Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda, si può considerare questo turno forse decisivo, viste anche le altre partite delle concorrenti e viste... No,
No, no, no, assolutamente no. E poi le partite che avrà il Cagliari. Io non credo che sia decisivo. Io credo che l'ultima partita sarà decisiva e mi auguro che la Lega metta tutti quanti allo stesso orario, no? Chi prima, chi dopo, come magari ha fatto in questa giornata. È vero, Sì, e su dipende questo sempre sono dallo sport. d'accordo perché per quanto riguarda le partite in cui le squadre si combattono lo stesso obiettivo, quindi chi lotta per l'Europa League, chi lotta per la Champions, chi lotta per la Conference, è giusto e doveroso secondo me che vengano disputate in contemporanea, ove possibile, perché è chiaro che magari c'è una partita in cui una squadra lotta per un obiettivo salvezza, un'altra però lotta per un obiettivo europeo, devi cercare di capire come stipulare il tutto. Male che vada, le metti tutte e 10 in contemporanea, che per una volta si potrebbe fare, per una cazzo di volta si potrebbe anche fare, e buonanotte ai suonatori. Però questa è una cosa molto importante perché la contemporaneità è un concetto che negli ultimi anni, nelle giornate calcistiche di Serie A, si è perso. Ed era anche un po' la bellezza, perché io mi ricordo, faccio un momento un attimo nostalgico, io ho 28 anni e mi ricordo che anni fa, quando ero piccolo, io le partite, prima, io sono sempre stato tifoso del Cagliari, ma io prima il Cagliari, per esempio, non mi guardavo le partite intere perché a me è sempre piaciuta una cosa che in realtà so che a molti sta sul cazzo, che è la diretta gol. E per me la diretta gol è una delle cose più belle che ci possa essere. Per quanto poi ti permetta ovviamente, se stai guardando una singola squadra, di non poterne analizzare in toto la partita, però ti fa entrare in un ambiente molto più completo e ti fa capire le gioie di una squadra, i dolori di un'altra. È bello come concetto. E, però in questo momento abbiamo bisogno di molta più contemporaneità, quindi mi auguro che la Lega possa fare qualcosa in merito. Sport, qualche settimana fa ci parlò della paura di una squadra che quasi aveva paura di dare, di darsi e insomma era un po' frenata. Beh, questo- Sì, qualche mese fa. Ecco, Sì, è possibile sì. che sia tornata dopo l'esplosione delle 3 partite favolose contro Genoa e Lecce, che sia subentrata un pizzico di paura? No, non credo perché l'approccio con il Lecce tutto il primo tempo è stato molto bello. Certo, dopo quando giochi 10 contro 11 non è facile, ma se noi analizziamo i primi 43 minuti in parità numerica, la gara è stata combattuta, lottata, avevamo creato noi più del Lecce, per cui non mi sembra che questa squadra abbia paura, anzi, ne abbiamo avuta tanto e l'abbiamo sempre girata a nostro favore con energia, con voglia di fare, con spirito di sacrificio da parte di tutti i ragazzi. Vero, secondo me non c'è stata una sintomatologia di paura, più che altro è stato, secondo me, essersi troppo adagiati dopo quella serie di risultati contro Inter, Juve e Atalanta. Io sinceramente me l'aspettavo che accadesse. Purtroppo abbiamo pagato lo scotto più grande contro il Genoa, perché la partita non dico che l'avremmo vinta a prescindere, però sicuramente avremmo ottenuto un risultato diverso se avessimo deciso di giocare. Però purtroppo siamo scesi in campo intenzionati palesemente a non giocare e secondo me convinti che il Genoa non avrebbe giocato perché non aveva nulla di più da chiedere al campionato e quindi di tornare a casa con un pareggio. Fortunatamente non è successo perché il Genoa è una squadra con carattere e con dignità e quindi non è perché ormai non può più chiedere nulla al campionato smette di giocare. Anzi, anzi, e tutti i complimenti vanno al Genoa. Noi ci siamo adeguati, ci siamo no, abituati, ci siamo adagiati su quelli che sono stati i risultati precedenti, pensando che da lì in poi tutto sarebbe stato in discesa perché avevamo fatto punti contro delle grandi squadre, ma non è così, perché comunque un campionato è fatto da 38 partite e tu con 3 partite fatte bene non puoi pensare di risolvere un campionato intero.
quello è poco ma sicuro. Sì, buongiorno, Enrico Gabriano, Nuova Sardegna. C'è una partita, si va appunto una dopo l'altra. Stavolta c'è il Milan. Che squadra si aspetta e quali sono i punti del Milan che la preoccupano di più? Il Milan è una grandissima squadra, non è che la devo scoprire io. C'ha talmente tanti campioni che ognuno può risolvere la gara. In più è la squadra che ha fatto più gol su o calcio d'angolo o susseguente a calcio d'angolo. Sappiamo tutto questo, dobbiamo stare sempre vigili con gli occhi aperti e fare una partita eccelsa se vogliamo uscire fuori con il risultato. Buongiorno. Vero, e tra l'altro è preoccupante questo dato, non lo sapevo, che il Milan è la squadra che ha fatto più gol da calci d'angolo o d'azioni derivanti da calci d'angolo, perché noi sui calci piazzati siamo un po' carenti, specialmente quando si tratta di difendere. Quindi è un dato che dobbiamo tenere a mente. Io spero che il mister preparerà bene questa partita, però è chiaro che non ce la portiamo da casa, ovviamente, anche perché loro sicuramente non staranno facendo bene, ma sono pur sempre secondi in classifica. Quindi Mister Giacomo De Sì, Calcio Castello. Guardate un po' di dati e siete una delle squadre che da situazioni di vantaggio tende poi a perdere questo vantaggio. Si è dato una spiegazione di questa cosa? No, anche perché in tante situazioni quando noi stiamo in svantaggio poi le rimontiamo o le vinciamo. Io credo che ormai è diventata una costante della nostra Serie A, no? Quello che le partite sono aperte fino all'ultimo minuto, anzi negli ultimi 15 minuti ci sono più cambi di scenari, per cui non è noi abbiamo, io voglio andare in vantaggio, poi Dio vedrà e provvederà. vero. Buongiorno, Lele Casini, Radiolina. Buongiorno. Dopo Genova ci ha detto che alcune scelte, a parte quelli che non potevano realmente entrare in campo, erano un po' condizionate anche dalla partita successiva. Ecco, diffide, magari qualche acciacco, c'è il Milan e poi il Sassuolo che forse potrebbe essere realmente quella decisiva per la matematica. Volevo capire se qualche scelta poteva essere anche in funzione di Reggio Emilia. Grazie. Io vi spoilerò che secondo me la partita di Sassuolo sarà decisiva. Comunque mi pare che sarà assente ovviamente Gaetano e poi non mi ricordo chi altro era diffidato e salterà il Milan. Ma io penso partita dopo partita, non posso pensare ad altro. Adesso affrontiamo il Milan, sappiamo come gioca, sappiamo le loro qualità e noi dobbiamo fare la nostra partita con i migliori giocatori che ho a disposizione in questo momento. Io quando scelgo i primi 11 è perché scelgo sempre i migliori che mi possano permettere di fare una buona figura, poi dopo il risultato è figlio di molti episodi, come dico sempre. Buongiorno mister, le volevo chiedere come sta Mina, visto che lei stesso ha parlato insomma, di un ragazzo sempre con dei problemi muscolari, problemi fisici, quindi è diventato il leader di questa squadra. Come sta questa settimana? Come le altre settimane. Ha fatto molto lavoro da solo, con il preparatore naturalmente, e oggi è venuto in campo con noi, ha fatto una parte del lavoro che ha fatto tutta la squadra, e questo è segno buono, perché quando fa tutto il lavoro con la squadra poi non ce l'ho la domenica. Immaginavo che avesse fatto un po' di personalizzato Mina, perché comunque contro il Lecce più volte ha subito dei crampi e quant'altro, però buono a sapersi, perché comunque è pur sempre una figura molto importante Mina, specialmente in questo momento di stagione. Averlo secondo me fa tutta la differenza del mondo. Ha detto prima che il Milan ha tanti giocatori che risolvono le partite, insomma segnano in tanti. Le è mancato un po' invece avere uno che segnasse ma lo facesse con continuità, insomma un Lapadula dell'anno scorso. Il Cagliari ha segnato con tanti elementi ma pochi gol, il migliore ne ha 5. No, io credo che l'importante è che di gol ne abbiamo fatti, e se guardiamo anche le altre squadre che stanno più avanti di noi, insomma noi come gol fatti stiamo bene. Dovevamo essere più bravi in fase difensiva, questo sì, perché ne abbiamo incassati troppi.
quello è poco ma sicuro. Però è anche vero che manca effettivamente un finalizzatore là davanti, perché molte volte Viola è stato l'uomo del fato che subentrava dalla panchina e risolveva la partita, però non ci si può aspettare e non ci si può imporre il pensiero che sia costantemente Viola a togliere le castagne dal fuoco. La Badula, per carità, ha saltato la prima parte di campionato per un infortunio e tutto quanto, ma non è stato mai concretamente incisivo per questa stagione. Per la Serie B ha fatto benissimo, è stato il capocannoniere, è stato anche il capocannoniere, se non mi sbaglio, nei playoff, però non è la Badula dello scorso anno. Luvumbo è più che altro quell'uomo che ti spariglia le carte là davanti, non è un finalizzatore vero e proprio. Petagna, per quello che ha giocato, ha fatto poco e più che altro lo vedo come un uomo che tende a centralizzare l'attenzione degli avversari su di lui per poi liberare i compagni. L'unico che potrebbe farlo per caratteristiche è Shomurodov, ma lo stiamo riscoprendo troppo tardi e in alcuni momenti è inadatto, ma non propriamente perché sia inadatto il giocatore, ma perché è inadatto il modo di giocare del Cagliari con quelle che sono le sue caratteristiche, perché molte volte quando c'è Shomurodov in campo, per qualche assurdo motivo si incomincia a giocare palla a terra, quando c'è la Padula in attacco invece si gioca con i cross, che è una cosa che faccio fatica a comprendere, però va bene. A proposito di gol, quanto è importante avere adesso a disposizione, toccando ferro, tutti gli attaccanti dell'organico, visto che anche Pavoletti e Petagna ormai sono in gruppo. Sì, no, è molto importante perché mi dà la possibilità di fare delle scelte. Certo, non stanno tutti al 100%, però poter contare su di loro in panchina mi dà un ampio ventaglio di scelte, sperando che quello che scelgo sia la soluzione più idonea per quel momento della partita. Qualche mese fa, pensando a Milan-Cagliari, avevamo pensato a una partita impossibile, già in trasferta, poi contro una big, invece nell'ultimo periodo un po' la situazione è cambiata completamente. Potrebbe essere paradossalmente questa partita più per il Cagliari che quella di domenica scorsa. Ma non lo so, perché quando giochi contro queste grandi squadre non sai mai come va a finire. Noi abbiamo visto la partita della settimana scorsa, adesso abbiamo l'amaro in bocca perché siamo stati raggiunti e abbiamo rischiato anche di perdere, però lo ripeto, 11 contro 11 avevamo fatto un gran primo tempo, per cui questo è quello che io mi porto dietro e mi auguro di rifare una grande partita così come abbiamo fatto contro le grandi Atalanta, Juventus e Inter. Speriamo, mister. Sì, sempre legato a questo discorso, quanto può essere, anzi quanti possono essere i pro e i contro, se ci sono, di sfidare un Milan che non è nel suo momento migliore, che però ha una classifica più o meno standardizzata, più 5 sulla Juve, un'altra squadra che non vive un grandissimo momento, però sappiamo bene tutte le problematiche, un allenatore che la piazza non ama più, uno dei leader come Leao che è stato fischiato nell'ultima partita. Ecco, questo può essere più, secondo lei, un pro o un contro per la partita di dopodomani? Questo lo possiamo dire soltanto finita la partita. Prima non si possono fare previsioni proprio per la bontà del parco giocatori che ha il Milan. Se non gioca Tizio, gioca Caio, che non dico che è più forte, ma insomma poco ci manca. Quello che dobbiamo fare noi è fare bene il nostro compito tattico, di qualità, di determinazione e di aiuto reciproco, questo sì. Vero, vero. Tra l'altro il Milan sì, vive una situazione negativa, però sta riscoprendo anche un giocatore che non è stato precedentemente aiutato nel Milan, che invece è stato riscoperto adesso, che è Gabbia. Gabbia, dopo il prestito al Villarreal, è tornato al Milan e sta facendo molto molto bene. È stato colui che ha provato un po' ad illudere i milanisti nel quarto di finale di Europa League contro la Roma. È stato, se non mi sbaglio, uno dei pochi che ultimamente sta segnando ed è un difensore centrale. È un difensore centrale e sta fornendo prestazioni solide, quindi il Milan poi sotto l'aspetto difensivo sarà una bella gatta da pelare. Enrico Gaviano, la Sardegna.
a proposito della partita con il Lecce, appunto ha detto 11 contro 11 siamo stati alla pari se non superiori visto il punteggio. Invece un commento sulla squadra del secondo tempo che ha giocato appunto in 10, ma è saltato fuori uno spirito di gruppo fantastico che tanti osservatori hanno rilevato e sottolineato. Sì, no, ma io credo che questo sia lo spirito di gruppo che l'anno scorso ci ha permesso di salire dalla B alla A, perché non hanno mai mollato, sono riusciti a riprendere delle partite che magari al 70° erano segnate, e questo ci accompagna grazie proprio al carattere e al senso di abnegazione, alla preparazione psicofisica che hanno i giocatori. Mister, ha parlato dell'ultima giornata di campionato come quella che sarà davvero decisiva. Sfiderete la Fiorentina che ieri ha ottenuto un risultato importantissimo, finale di conference, che si terrà pochi giorni dopo la partita contro di voi. Quindi le chiedo, è un fattore che le fa piacere questo, oltre al risultato di avere un'italiana in finale? Allora, fermo restando che io penso alla partita col Milan e non penso assolutissimamente alla Fiorentina, da italiano l'ho detto sempre, io faccio il tifo per le squadre italiane, voglio che il calcio italiano torni ad essere un calcio di grande livello, per cui stasera farò il tifo per l'Atalanta, farò il tifo per la Roma, perché sono fatto così, sono italiano e ho sempre fatto il tifo per le squadre italiane, non ho mai guardato il nome o il colore della maglia, rappresentano l'Italia nell'Europa e nel mondo e faccio il tifo per loro. In questa Non ha risposto alla domanda, però va bene, cioè ha risposto, però secondo me sarà un elemento molto, molto importante, perché è ovvio che poi la Fiorentina andrà a puntare a vincere la finale di conference contro l'Olympiakos. E a noi questo può far solo che piacere, perché se eventualmente non abbiamo ottenuto punti malauguratamente contro Milan e Sassuolo, abbiamo la vaga, perché nessuno ce lo dà per certo, possibilità di farli contro la Fiorentina, perché ovviamente per ovvi motivi una finale di Coppa Europea ha molta più priorità dell'ultima giornata di campionato, come è logico che sia, e questo potrebbe andare a nostro vantaggio, però ovviamente noi cerchiamo di ottenerlo prima, questo risultato, perché arriva fino all'ultima giornata con sto magone, anche no. In questa fase del campionato molti dicono che le motivazioni stanno venendo fuori, a parte il valore della squadra. Ci sono stati esempi in cui magari qualcuno doveva lottare per qualche cosa, ha avuto la meglio su squadre che sono ormai appagate. Lei ha vissuto la Serie B con il Cagliari, quindi con la formula play-off e play-out, a parte il risultato finale che è stato eccezionale. Lei preferisce una formula come quella della Serie B da portare in Serie A o è ancora affezionato a questo tipo di... No, io sono un conservatore. No, perché in pratica è tutto un anno che tu stai spingendo, stai facendo, e io dico sempre che alla fine i reali valori sono quelli che determinano poi la classifica. È quello che tu ti sei meritato alla fine di un campionato di 38 partite. Per cui ricominciare da capo non... Però per la Serie B è molto, molto bello, molto simpatico. Grazie a tutti. Grazie. Mamma mia, io rabbrividisco a pensare la Serie A con la cosa playoff, play-out, è una cosa orribile. Comunque, conferenza stampa, devo dire, più piacevole rispetto al solito, mi è piaciuta molto di più. È stata molto più lineare, molto più scorrevole, e le domande sono quelle che sono, e stenderei un velo d'oro pietosissimo. Comunque ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo domani con un prossimo video. Bella. No, che cazzo sto di? Domani sì, ci becchiamo, ma per il post partita. Stavo un attimo a svarvolare. Ci vediamo domani con il post partita, ragazzi. Bella.